Assistiamo a sempre più avvistamenti e c'è stato l'attacco all'asino la settimana scorsa e quindi nella Marca abbiamo il lupo, ci sono delle colonie stanziali in Grappa, nel Cesena, sul Cansiglio. Gli avvistamenti proseguono in tutta la fascia pedemontana. Il lupo nella Marca è una realtà e l'asino sbranato sul Cesena Valdobbiadene non è affatto un caso isolato. Gli stessi uomini della Polizia Provinciale sono sulle sue tracce, stanno monitorando il fenomeno anche attraverso le fototrappole. Certo, in epoca di tagli per l'ente provincia è sempre più difficile. Le poche risorse che ci sono rimaste sono formate sia per il controllo del lupo, anche per il problema dei cinghiali e quindi, ripeto, con le poche risorse che abbiamo facciamo queste attività di controllo che ancora competono alla Polizia Provinciale. Visto l'allarme di questi giorni, è lo stesso Presidente a ricordare il quadro normativo. Ricordo che è un animale protetto al quale non si può sparare, tanto per essere diretti, e bisogna mettere in atto politiche di difesa, di contenimento. E proprio le politiche di contenimento sono di competenza ministeriale, fanno eccezione le province autonome di Trento e di Bolzano, cui una recente sentenza della Consulta ha riconosciuto la possibilità di decidere su prelievo e uccisione, cosa preclusa alle province ordinarie. Un elemento in più che ci porta a pensare che prima arriviamo ad avere autonomia e prima forse riusciremo a risolvere i problemi anche noi.